Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura, come di consueto, diamo i numeri di questo coronavirus. Sono 1069, 9 in più di ieri positivi al Covid in Calabria, lo attesta il bollettino regionale. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, ad oggi sono stati effettuati 26.187 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.069, 9 in più rispetto a ieri. Quelle negative invece sono 25.118. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 50 in reparto, 2 in rianimazione, 86 in isolamento domiciliare, 44 guariti e 27 deceduti. A Cosenza 35 in reparto, 3 in rianimazione, 326 in isolamento domiciliare, 42 guariti e 23 deceduti. A Reggio Calabria 28 in reparto, 2 in rianimazione, 154 in isolamento domiciliare, 49 guariti e 15 deceduti. A Crotone 13 in reparto, 68 in isolamento domiciliare, 25 guariti e 6 deceduti. A Vibo 3 in reparto, 53 in isolamento domiciliare, 10 guariti e 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Per quanto riguarda Torano, invece, dei 4 positivi di oggi, uno è riconducibile al focolaio di Villa Torano. Si precisa che una diagnosi di positività a Reggio Calabria è stata formulata al Policlinico di Messina. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. I soggetti in quarantena volontaria sono 6.699, così distribuiti: a Cosenza 1.408, a Crotone 1.602, a Catanzaro 1.771, a Vibo Valentia 369 e a Reggio Calabria 1.549. Le persone giunte in Calabria ad oggi, che si sono registrate al sito della regione che arrivano da zone a rischio, sono 16.032. Nel conteggio sono compresi anche i 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Lasciamo solo per il momento di parlare appunto di coronavirus, parliamo di assenteismo e di furbetti del cartellino, perché con l'ombrello a timbrare il beige la categoria dei furbetti non passa mai di moda. 57 sono indagati a Catanzaro fra ASP e Ospedale Pugliese Ciaccio. I finanzieri si sono trovati di fronte alle solite immagini e le solite furberie. Dalla spesa al supermercato alla giocata al videopoker, qualsiasi cosa salvo che lavorare. Sono 2100 gli episodi di assenteismo rilevati dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Catanzaro e messi in atto da parte di 57 tra dirigenti e dipendenti amministrativi dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro e lavoratori dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio, ai quali è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini. Tra i 57 indagati, un dirigente e 6 dipendenti dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro e 8 lavoratori dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio sono stati interdetti dall'esercizio di un pubblico servizio con durate variabili da 3 mesi a 1 anno. I sospesi sono impiegati nelle strutture amministrative. L'inchiesta, denominata Cartellino Rosso, è stata diretta dal PM Domenico Assumma con il coordinamento del procuratore aggiunto Giancarlo Novelli e del procuratore Nicola Gratteri. Ha consentito di rilevare gli episodi di assenteismo, di giustificato allontanamento dal luogo di lavoro e di falsa attestazione della presenza per un totale di circa 1800 ore di servizio non effettuate. Nei confronti degli indagati è stato anche disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle somme di denaro corrispondenti agli stipendi illecitamente guadagnati durante i periodi di indebita assenza per un importo totale di circa 20.000 euro. Variegato e per certi versi fantasioso, riferiscono gli inquirenti, era il sistema ideato per eludere l'utilizzo del badge. In molti casi gli indagati si allontanavano dall'ufficio senza alcuna valida ragione, in altri casi invece alcuni indagati, anche di rango dirigenziale, consegnavano il badge a colleghi o dipendenti compiacenti affinché lo utilizzassero al loro posto per far rilevare falsamente la presenza dell'interessato.
In un caso un dipendente, evidentemente intento a strisciare il cartellino per altri colleghi assenteisti, è arrivato a coprirsi aprendo l'ombrello all'interno della struttura per evitare di essere ripreso da eventuali sistemi di videosorveglianza. Gli indagati sono accusati di truffa ai danni di un ente pubblico e di fraudolenta attestazione della presenza in servizio, che, sottolineano gli inquirenti, comporterebbe tra l'altro il licenziamento disciplinare senza preavviso per i responsabili delle condotte assenteistiche. E chi sbaglia paga è quanto ha dichiarato Giuseppe Zuccatelli, commissario dell'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio, riferendosi proprio all'inchiesta denominata Cartellino Rosso, coordinata dalla Procura di Catanzaro contro l'assenteismo. Hanno fatto delle cose che non dovevano fare, ha aggiunto Zuccatelli, ed è giusto che paghino. Non credo che la Guardia di Finanza si sia inventata delle cose, anche perché abbiamo visto le immagini, se ha gli elementi per sospendere le persone perché non risultavano presenti al momento in cui dovevano essere al lavoro, non c'è altro da dire. Dopo loro avranno il diritto di difendersi come tutti i cittadini italiani rispetto alle loro accuse, però se i riscontri sono stati quelli troveranno modo e maniera per dimostrare che magari non è vero, ma siamo di fronte a delle evidenze. La mia considerazione, ha dichiarato poi ancora Zuccatelli, è chi sbaglia paga, a cominciare dal sottoscritto. Torniamo a parlare adesso di coronavirus, perché tutti i comuni calabresi riceveranno da oggi i presidi individuali di protezione. Il numero disponibile per ogni municipio è consultabile sul sito della Regione Calabria dedicato alle informazioni del Covid-19, fra cui anche una nuova app. La Protezione Civile regionale distribuirà tra oggi e domani altri 500.000 dispositivi di protezione individuale a tutti i comuni calabresi, dando priorità a quelli delle cosiddette aree rosse. La quantità di mascherina e gel destinati ad ogni comune, come vedete nel dettaglio, ci sono i pacchi di mascherine monovelo e ancora le mascherine chirurgiche e i gel igienizzanti. In ogni provincia troverete il dettaglio dei municipi. Ad esempio, per la provincia di Cosenza, in ordine alfabetico: Bocchigliero, Oriolo, Rogliano, San Lucido e Torano Castello. Notizie di pubblica utilità che potete trovare sul nuovo sito www.rcovid19.it, attivo da oggi, dove i cittadini troveranno informazioni e servizi su come gestire la fase 2. Sul sito anche la nuova app che consentirà ai cittadini calabresi di ricevere notifiche sul cellulare sulle ultime disposizioni regionali e nazionali in materia di coronavirus. Notizie e aggiornamenti sui social. Le medesime informazioni vengono veicolate dalla pagina Facebook della Protezione Civile regionale. L'app R-Covid-19, fanno sapere da Catanzaro, sarà presto disponibile sugli store Apple e Android. Torniamo a parlare dei rientri in Calabria da parte di cittadini che lavorano, studiano fuori dalla nostra regione, ma anche fuori dall'Italia. Sul rientro dei lavoratori e degli studenti calabresi fuori sede non si può usare la paura. La Presidente Iole Santelli ha la possibilità di farlo in piena sicurezza, utilizzando tutti i protocolli previsti dall'emergenza Covid, utilizzando autorizzazioni, controlli, misure preventive ed altro. Lo scrive in un post sui social Angelo Sposato, segretario generale della CGIL Calabria. Non si può agire con la logica della paura, serve la razionalità e la responsabilità di chi ha funzioni di governo. Si attivi un protocollo per i rientri in Calabria in sicurezza, monitorati e autorizzati senza generare allarme sociale. Ognuno ha diritto di tornare nella propria casa. Questo è l'appello della CGIL Calabria. Ci sono stati anche appelli di molti politici calabresi, ma sentiamo proprio la testimonianza di una giovane ragazza che è bloccata negli States. Si susseguono le richieste di aiuto di tanti calabresi che vivono, studiano al nord o fuori dall'Italia, che per la maggior parte di loro, senza lavoro e con le università chiuse, non hanno più modo di mantenersi. C'è bisogno di valutare l'opportunità di farli rientrare con le dovute cautele. Lo chiede la politica, ma non solo. Anche in redazione c'è giunto l'appello di una giovane calabrese bloccata a New York. Mi chiamo Rosanna Garofalo e mi trovo negli Stati Uniti d'America da mesi. E da quando mi sono stati cancellati i voli per l'Italia
ho contattato la Farnesina, l'unità di crisi, le ambasciate e i consolati italiani per adottare la migliore misura per il mio rimpatrio. Ma purtroppo coloro che mi hanno risposto hanno detto solo che dovevo provvedere da me, sia per il rientro, sia per quanto riguarda ovviamente la prenotazione dei vari voli. Le varie e anche aleatorie risposte non hanno fatto altro che deteriorare ulteriormente le mie residue energie fisiche e anche morali. Le mie risorse, aggiungerei, non solo finanziarie, sono esaurite. Quindi io con questo video vorrei sollecitare l'attenzione delle autorità competenti istituzionali italiane affinché pongano in essere un necessario e soprattutto urgentissimo provvedimento per il mio rientro in Italia e soprattutto nella mia terra, la Calabria. Io confido ciecamente in un vostro aiuto come cittadina italiana, in fede e con tanta fede in Dio. E c'è un infermiere che risulta positivo, che lavora nell'ospedale di Cetraro, risultato appunto positivo asintomatico al coronavirus. Lo ha reso noto il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, il comune in cui l'uomo vive. Il sindaco è scritto in una nota, ha voluto dare subito la notizia alla cittadinanza attraverso la sua pagina Facebook e ha immediatamente convocato il centro operativo comunale. L'operatore sanitario gli ha assicurato che sin dall'inizio dell'emergenza coronavirus non ha avuto contatti con la comunità cittadina, ma esclusivamente con alcuni colleghi di lavoro. Ma non solo sul Tirreno, anche in alcuni centri Arbresh della provincia di Cosenza, insomma, si fa la conta dei positivi al coronavirus a causa soprattutto del focolaio di Villa Torano. Il focolaio di Villa Torano ha creato preoccupazione soprattutto fra quei pazienti ricoverati dimessi prima di Pasqua e risultati positivi agli esami effettuati per stabilire il contagio da Covid. Diversi comuni Arbresh in cui si fa la conta dei positivi, fra questi anche San Martino di Finita in provincia di Cosenza. Pensavo che la comunità di San Martino di Finita fosse un'isola felice. Il 13 di aprile mio malgrado abbiamo appreso della positività presso la RSA di Villa Torano, una struttura nella quale si riversa direttamente e indirettamente tutto il comprensorio. Abbiamo 3 casi di positività riconducibile alla struttura e uno dei casi è una signora dimessa il 9 aprile e ci siamo immediatamente attivati per far fare alla stessa e ai suoi assistenti i tamponi. Non tutti hanno tenuto fede alle ordinanze ministeriali, regionali e sindacali. Qualcuno si è riunito in privato a fare la Pasquetta e noi abbiamo paura proprio di questi casi, che magari molti si sono autodenunciati e difatti ieri abbiamo emesso le ordinanze per quelle che si sono autodenunciate e sono 12. Adesso ci spostiamo a Reggio Calabria perché in occasione della giornata di San Giorgio, santo patrono reggino, il sindaco Giuseppe Falco Matà ha inteso onorare la tradizione della massima benemerenza cittadina del San Giorgio d'Oro. Ha consegnato il San Giorgio d'Oro, la massima benemerenza cittadina, il sindaco di Reggio Falco Matà, non solo a chi opera quotidianamente al grande ospedale metropolitano, ma anche al banco alimentare, una giornata emozionante per dire grazie da parte di tutti per il lavoro svolto e che continuano a svolgere operatori, medici e volontari per l'intera comunità reggina. Sono venuto a consegnare personalmente il San Giorgio d'Oro, la massima benemerenza cittadina che si riconosce
ai reggini che hanno tenuto con la loro attività, col loro lavoro alto il nome di Reggio Calabria in Italia e nel mondo, al grande ospedale metropolitano. A tutto il personale del grande ospedale metropolitano, ai medici, ai paramedici, al personale sanitario, al personale amministrativo, per come hanno gestito l'emergenza coronavirus, non soltanto con la loro competenza, con le loro capacità professionali, ma anche con una grande organizzazione e con un grande senso di umanità. Elementi che hanno stretto in maniera inscindibile il rapporto tra il grande ospedale metropolitano e la comunità reggina. Questo premio, questo riconoscimento l'ho consegnato simbolicamente io, ma in realtà è un riconoscimento sentito e voluto da tutta la cittadinanza di Reggio Calabria. Adesso ci spostiamo a Mendicino, dove si è deciso di aprire i parchi ai bimbi con disabilità. Dopo Rende, anche Mendicino nel Cosentino si attrezza e mette a disposizione un servizio utile per le famiglie che hanno a che fare non solo con l'emergenza sanitaria, ma anche con la disabilità. In questi giorni diversi genitori di bambini autistici, ma anche di cittadini diversamente abili che hanno necessità terapeutica di trascorrere del tempo all'aria aperta, ci hanno sollecitato a intervenire per dare loro una opportunità, l'opportunità appunto di uscire per qualche ora da casa. E per questo ieri, insieme a tutta l'amministrazione, ho deciso di firmare un'ordinanza che dà la possibilità da appunto oggi a Mendicino di poter fruire da parte loro di tutte le villette comunali. Ovviamente gli accompagnatori dovranno portare con sé l'autocertificazione e il documento sanitario attestante la disabilità o la problematica di salute. Penso che questo fosse un gesto di grande solidarietà per queste persone e quindi ho inteso firmare questa ordinanza. Mando un grande abbraccio non solo ai bambini ma a questi cittadini diversamente abili che vivono nella nostra città. Stessa cosa ha fatto il sindaco Chiuto a Cosenza, che con un'ordinanza contingibile e urgente ha autorizzato la fruibilità in determinati orari dei parchi pubblici Remy e Piero Romeo da parte dei cittadini che versano in particolari situazioni. Sul fronte economico invece potrebbero arrivare benefici alla Calabria dal cosiddetto turismo a chilometri zero, come dimostra uno studio di Demoscopica. Per il territorio dalla vacanza in casa potrebbero arrivare 343 milioni di euro. Demoscopica la chiama strategia del sasso nello stagno per gestire la ripresa. Come si vede nella grafica, se i calabresi decidessero di restare in Calabria per le vacanze, la spesa turistica nella regione per il 2020 sarebbe pari a 343 milioni di euro. In sostanza, trascorrere le ferie sulle coste dello Ionio o del Tirreno calabrese o nei centri silani e aspromontani, fare un viaggio riscoprendo le bellezze regionali significherebbe, secondo l'Istituto di Ricerca, compensare l'assenza del 20% degli stranieri. Nel 2019 hanno infatti superato i 2 milioni di presenze. L'attesa seconda fase avrà ancora delle ristrettezze. Vivremo un'estate diversa rispetto agli anni passati. Una difficoltà che avvertono i ricercatori di Demoscopica potrà trasformarsi in opportunità. La Calabria, con il 18,2%, registra un livello di appartenenza turistica superiore alla media nazionale. Parola d'ordine in tutte le regioni sarà il turismo di prossimità, uno studio che vuole essere strumento per la cittadella regionale. Finito il lockdown formale, afferma il presidente di Demoscopica Raffaele Rio, bisognerà fare i conti con la paura dei cittadini di spostarsi. In questa direzione risulta necessario che ciascun sistema regionale si attivi per ripensare l'offerta turistica in totale sicurezza. Si tratta, precisa, di attivare un pacchetto di interventi mirati alla valorizzazione del turismo a chilometro zero, i luoghi minori, la montagna, i parchi, tanti borghi presenti nei nostri territori. Ciò, avverte il presidente di Demoscopica, in costante condivisione tra i vari livelli istituzionali per scongiurare che l'inevitabile competizione che scoppierà tra i sistemi turistici regionali possa generare livelli qualitativamente discriminanti, alimentando offerte
di serie A e di serie B. Il fenomeno della vacanza vicino casa è particolarmente diffuso in Sicilia, si evidenzia ancora nello studio dove i cittadini, in maggiore misura che nel resto d'Italia, amano restare a casa. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Broker internazionale della droga Francesco Ventrici, già condannato per narcotraffico, lascia il carcere e va ai domiciliari, questo per effetto della pandemia da coronavirus, visto che soffre di una condizione clinica che un eventuale contagio potrebbe aggravare ulteriormente. Il magistrato di Reggio ha disposto in via provvisoria il differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare. Ventrici viene ritenuto uno dei massimi importatori in Europa di cocaina dal Sud America. Un commercio illecito di pellet contenente sostanze pericolose è stato scoperto in Campania e in altre località italiane attraverso indagini coordinate dalla Procura. Il giro d'affari complessivo ammonta a circa 2 milioni di euro. Perquisizioni hanno riguardato sedi societarie in provincia di Brescia, Bari, Campobasso, Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza. Sono state sottoposte a sequestro 15 kg di pellet in buste contaminato e pericoloso per la salute pubblica per un quantitativo di circa 20 tonnellate. 2 le persone indagate a piede libero che dovranno rispondere di illecita gestione di rifiuti pericolosi, adulterazione di sostanze pericolose, frode e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. I carabinieri di Petilia Policasso sono intervenuti nella frazione Camellino per sedare una rissa scaturita per futili motivi fra i componenti di una famiglia. Nel corso della lite 2 persone sono rimaste ferite. I militari hanno proceduto all'arresto di 3 componenti e alla denuncia di un quarto, sequestrati un coltello e un'ascia. L'uomo ferito con il coltello è stato trasportato in ospedale a Crotone, dove adesso è ricoverato non in pericolo di vita e piantonato dai carabinieri. Un pregiudicato di 49 anni è morto improvvisamente per strada questa mattina a Reggio Calabria. L'uomo si trovava agli arresti domiciliari nella periferia nord della città. Era stato autorizzato a muoversi dalla propria abitazione per esigenze inderogabili. Da quanto è emerso, l'uomo sarebbe morto per un infarto. E adesso vi lascio alla rubrica Il mondo che verrà, poi ci sarà il meteo e vi auguro una buona serata. Grazie per averci preferito. È un tempo surreale quello che stiamo vivendo, sospesi tra un isolamento forzato e la speranza che tutto possa presto tornare alla normalità. E in questo momento di crisi noi stiamo già costruendo in realtà un nuovo modello di vita, proprio perché siamo chiamati a fare delle scelte importanti, sia pure in maniera inconsapevole. Noi stiamo scegliendo tra la sorveglianza totalitaria e la responsabilizzazione dei cittadini, tra l'isolamento nazionale e la solidarietà globale. Certo è, noi stiamo preparando una nuova epoca, un'epoca in cui necessariamente noi dovremmo imparare a convivere con un maggiore bisogno di sicurezza e la nostra libertà dovrà trovare nuovi canali sostenibili per poter garantire un possibile futuro e uno sviluppo sostenibile. Un dato però interessante in questo periodo così oscuro ci viene proprio dalla tecnologia, che sta rappresentando il canale per poter ristabilire relazioni, per cominciare a costruire un nuovo modello di società, per ricostruire, tessere quella rete importante che sostiene il bisogno di comunità. Residua instabilità anche nelle prossime ore prima di un miglioramento atteso per la giornata di sabato. Domani parzialmente nuvoloso o nuvoloso con deboli piogge sui Vibonese, poco o parzialmente nuvoloso altrove con possibilità di piogge nelle ore centrali, in particolar modo sui monti. Temperature stazionarie. Passiamo a mari e venti. Domani mari generalmente mossi con venti deboli di direzione variabile. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria.